nelle biblioteche. Eccoci qua. Stiamo parlando un po' dell'andamento del mercato, perché a livello nazionale alcuni dati dicono crescita esponenziale col Covid, poi assestamenti e poi 2024 ni. Cosa, sì. A livello Veneto lei cosa ha riscontrato? Poi settore giovani lei cosa ha riscontrato? Un messaggio che è arrivato: sono un amante delle biblioteche di qualsiasi tipo, anche civiche, si entra in una dimensione senza confini, il libro non ci abbandona mai. Attenzione, librerie e biblioteche sono due cose diverse, per quello sottolineavo prima. Possiamo riprendere quella frase, sì. Lì, il cliente, almeno per noi librai, è libero di entrare nei nostri luoghi, nelle nostre librerie, anche senza acquistare niente. Io invito sempre, soprattutto anche i giovani, entrate quando volete, guardate tutto quanto, toccate tutto, poi prima o poi ritornerete, non c'è problema. Perché ci deve essere visto anche, proprio con un'ottica anche diversa. Non siamo una biblioteca civica, siamo un'attività commerciale e sopravviviamo se vendiamo, ma la libertà di entrare in una libreria, di sfogliare i libri, deve essere una libertà che qualsiasi cittadino e cittadina si deve prendere. Assolutamente. L'associazione del mercato mi chiedeva, è un attimo di stagnazione, infatti l'associazione degli editori, l'AIE, per bocca del suo presidente alla Buchmesse di Francoforte, ha appunto evidenziato i nuovi dati del primo semestre del 2024 con un calo circa del 2% in termini di fatturato. Ci salviamo in termini numerici di volumi di libri, però è calato l'importo. Questo vuol dire che c'è appunto una piccola stagnazione che ne risentirà maggiormente quest'anno, perché quei contributi nazionali che avevamo e regionali che abbiamo avuto negli anni precedenti verranno a mancare. Mi riferisco in particolare al bonus biblioteche che per il 2020, 21, 22, 23 ha dato una grandissima boccata di ossigeno e una nuova visione di interscambio tra biblioteche civiche territoriali e le biblioteche vicine a quella, e le librerie vicine a quella biblioteca. Perché purtroppo era un decreto ristorativo e di aiuto per la pandemia, ma erano 30 milioni annui che il governo metteva a disposizione delle biblioteche italiane per un acquisto rapportato alla propria dimensione, ma con l'obbligo di acquistare presso 3 librerie le più vicine possibili alla biblioteca. La biblioteca, che è quella che citava il nostro telespettatore, dove tu entri e prendi a prestito un libro, doveva acquistare in 3 librerie dove si compra del proprio territorio. Quindi c'era questo interscambio. Questo interscambio, che è stato interrotto da decenni perché le librerie non sono in grado di fornire le biblioteche per una questione di scontistica, di accordi commerciali, ci ha riportato a costruire un nuovo rapporto con le biblioteche del nostro territorio e a costruire con loro poi momenti di condivisione culturale. C'è chi ha fatto le letture animate insieme alla biblioteca, chi ha costruito una rassegna poi letteraria insieme con la propria biblioteca, chi ha costruito poi un cammino e un percorso di animazione e di scoperta di alcuni settori librai particolari. Ad esempio una specializzazione che noi abbiamo sviluppato in questi anni è nel settore dei fumetti e dei manga in particolare, che sono questi fumetti giapponesi. Sono fumetti particolari che richiedono anche una competenza particolare, ma ci hanno portato ad avvicinare una fascia di ragazzini che va dalla fine delle scuole elementari fino anche ai 30 anni, quindi non sono più ragazzini ma ragazzini cresciuti, che prima non entravano nelle nostre librerie. Chi di noi ha dedicato uno spazio particolare con attenzione e intelligenza e ci ha messo del personale preparato, che molte volte sono o i nostri figli o sono anche dei clienti giovanissimi che vengono e ci aiutano a capire come va visionato e come va messo in esposizione, perché è un mondo a sé, è un mondo a sé anche nella clientela. Io mi stupisco ogni volta che sostituisco mia figlia nella libreria dei ragazzi, quando entrano questi adolescenti, la porta è aperta, non ti salutano, non ti guardano, vanno nel loro settore, se lo guardano da soli, prendono quello che c'è, poi vengono al banco e se tu interagisci su quello che loro hanno preso specificatamente, hai creato un legame indissolubile, altrimenti capiscono subito che tu non ne sai niente e che si gestiscono da soli. Però abbiamo avvicinato giovani che altrimenti prima non entravano nelle nostre librerie. Un altro messaggio: buongiorno a voi e grazie per l'argomento, che spero sia utile per tutti gli ascoltatori, perché leggere è la ginnastica mentale, e effettivamente è così. E non solo ginnastica mentale, è anche un modo per accettarsi, perché leggere ma soprattutto con se stessi, perché non puoi guidare la macchina mentre leggi, non puoi correre mentre leggi, ti devi fermare, devi respirare, ti devi concentrare, devi dedicare tempo a te stesso e soprattutto accettare di restare da soli per un po', perché leggere vuol dire entrare dentro di sé
e crearsi i profumi che il libro suggerisce, le voci che il libro suggerisce, ma è la tua mente che le crea. Quindi molte volte è terapeutico poter saper leggere da soli, chiusi dentro una stanza, perché aiuta anche i giovani ad accettare i propri, i propri sbagli, i propri errori. Leggere è completamente terapeutico. Assolutamente, è una cosa che mi incuriosisce, però non so se è nella vostra competenza, è il fatto di essere sempre con gli occhi su un terminale sintetico, diciamo così, cellulare, eccetera, che quindi sforzare la vista in un certo modo, è anche scritto in piccolo, essere abituati a leggere e non leggere perché poi non riesci mai a prendere tutto. Non può limitare l'approccio a volte con i libri, con lo scritto della pagina del libro, perché magari c'è comunque un approccio diverso. In parte sì, e ci vuole sempre comunque un'educazione alla lettura che deve partire in primis dalla famiglia e poi dalla scuola. Questi quello che diceva il collega è una cosa che... sono i momenti fondamentali. Se io già a scuola comincio a abituare i ragazzi a non avere più bisogno del supporto cartaceo, perché penso che altri strumenti oggi siano più idonei alla trasmissione del messaggio culturale che voglio passare, è chiaro che quando il ragazzino o anche il ragazzo adolescente si trova in mano un libro un po' complesso avrà delle difficoltà, perché non ha sviluppato quella metodologia e quella analisi anche capacità di analisi, di leggere un testo scritto e strutturato in un certo modo. Quindi è importantissimo prima la famiglia, e la famiglia deve abituarsi a portare ad avere libri per figli, casa, no, anche proprio entrare insieme ai propri figli in libreria e vedere che cosa prendono in mano. È una scoperta meravigliosa. Invito tutte le famiglie, entrate in una libreria e lasciate libero il vostro bambino piccolo di correre in mezzo ai scaffali e di vedere che cosa tocca. Avrete delle scoperte meravigliose. E soprattutto la scuola a incentivare, a fianco di questi nuovi strumenti didattici da cui non possiamo più prescindere, però la lettura fatta sul supporto cartaceo. Che nel nord Europa si è ripresa, hanno tolto i tablet. Perché studi proprio dell'Università di Lubecca e di altri hanno colto che la nostra memoria è molto labile nella lettura nei nostri supporti, che sia adesso il cellulare, il tablet, il computer. È brevissima. È brevissima ed è evanescente, mentre permane quando leggiamo sulla pagina stampata. Assolutamente sì. Dei ragazzi posti davanti a una forma sperimentale di riassunto tra un testo guardato su uno schermo e un testo letto su una pagina stampata, rimane il doppio nella nostra memoria permanente quando leggo sulla carta stampata. Il nostro cervello non si è ancora adeguato agli strumenti che abbiamo inventato. È come la Forse lettura... fra qualche centinaio di anni. Per il momento la carta stampata è quello strumento di maggiore apprendimento del nostro cervello. E per il momento le librerie è il posto migliore dove comprare un libro, perché il 60% dei libri venduti in Italia vengono venduti in libreria, il 40% è sul web. Allora, c'è un aumento, proprio i dati che hanno dato il mese scorso, del ritorno in libreria rispetto all'acquisto online. C'è un calo dell'acquisto online, c'è un calo dell'acquisto nella grande distribuzione, quindi dove non c'è competenza di vendita ma solo esposizione, c'è un fiducioso aumento del cliente che torna in libreria, qualsiasi sia la libreria indipendente o di catena o franchising. Quanto conta, magari chiedo a lei, ma potete insomma, la preparazione di una vetrina e quindi i titoli che vengono esposti per essere attrattivi, attrattori? Di solito nel team dei librai c'è sempre il vetrinista o la vetrinista. Per me la libreria è principalmente donna, quindi ho 4 dipendenti di cui 3 donne, dove si occupano loro della bellezza della vetrina, perché io non riuscirei... bellezza proprio anche l'esporre determinati titoli. Ci sono delle regole ovviamente da rispettare, sia cromatiche che anche soprattutto stagionali, perché ovviamente sul Natale si metteranno fuori i libri più natalizi e magari in autunno su come cucinare le castagne. Però ovviamente il libraio sta a guardare tutto quello che succede attorno. Se oggi ci sono le elezioni americane, per esempio, noi abbiamo dedicato una vetrina
su persone che trattavano l'argomento. Perché c'è curiosità in questo momento. Se quando ci fu l'alluvione in Toscana, comunque abbiamo cercato di mettere in vetrina dei titoli che potevano spiegare il fenomeno magari climatico. Quindi la libreria è dinamica costantemente, completamente non è, dinamica e costantemente in evoluzione. C'è una grande diversità poi tra la libreria di catena o la libreria di una città importante e la libreria di provincia invece di un paese più piccolo, perché la libreria come quella del mio collega, che è una libreria importante in termini di dimensione e di luogo dove si pone, deve essere più attenta appunto a tutte le dinamiche che lui ha già accennato prima. La libreria di provincia invece deve essere più attenta al proprio pubblico e al proprio territorio, ai propri clienti, che sono clienti abitudinari che ritornano, quindi la memoria, come dicevamo prima, di quali sono i gusti del tuo cliente, di quali sono le aspettative del tuo cliente e le emozioni che tu gli vuoi regalare. Obbliga ancora di più il libraio a leggere molto, a essere molto preparato sulle novità che arrivano e capire che se anche non espongo proprio l'ultima novità, ma espongo quel titolo che secondo me, quando lo metto in vetrina o quando le mie collaboratrici le mettono in vetrina, abbiamo già immaginato chi potrebbe essere. Noi abbiamo già nella testa a chi potrebbe rivolgersi. Anche questo è bello, però. E non è mai il libro che deve piacere a me, ma il libro che secondo me piacerà a quelle persone. Bellissimo. Nella vetrina è posta. Leggo un messaggio che era arrivato, cioè, ma perché i libri costano così tanto? Arrivare a pagare 24 euro per un libro di narrativa di 180 pagine con la copertina morbida e di dimensioni ridotte mi sembra un'esagerazione. Viva le biblioteche! Allora, anche per me effettivamente sembra un'esagerazione, 24 euro per 180 pagine con una copertina morbida. Però la realtà è che in una libreria normale, sia di catena che anche privata, si trovano qualsiasi libro di qualsiasi costo. Ci sono le promozioni, ci sono le offerte, abbiamo prima detto il 2 per 9,90. È vero che le novità costano, ma basta aspettare 6 mesi e c'è l'edizione economica. Quindi pazientare, assolutamente. O pazientare o immaginare che il costo del libro è comunque un'esperienza. Quando si va a teatro si spende quello che costa, quando si va a un concerto ci sono anche concerti che costano 180-200 euro e vedo persone che sono in coda per prendersi l'ultimo iPhone che costa 1.800 euro. E anche il concerto dura 2 ore e il libro dura Siamo un po' arrivati al più. termine, una battuta velocissima perché dobbiamo chiudere, Presidente. Mi riaggancio all'ultimo messaggio arrivato: viva le biblioteche. Dove ci sono biblioteche ci sarà spazio anche per le librerie. Non siamo concorrenti, ma siamo colleghi nella diffusione della cultura. Che importantissimo. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi. Grazie. Spero che sia stato uno stimolo anche interessante, anche di riflessione, di pensiero per andare in questi luoghi che fanno comunque sognare, riflettere, pensare, trovare anche una dimensione diversa di noi stessi. Buon proseguimento, ci vediamo presto. Ringraziamo della collaborazione con Commercio del Veneto.